Le emergenze in Veneto sono emergenze importanti, iniziare da quel 2010 nel quale io mi sono ritrovato 10.040 famiglie e imprese sott'acqua, 235 comuni. Abbiamo dimostrato efficienza non solo nell'intervenire grazie ai tanti volontari e vigili del fuoco, ma anche e soprattutto, ricordiamo, in un progetto di realizzazione di opere, 23 bacini di laminazione, oltre 3.000 cantieri aperti e si deve fare molto ancora. Diciamo che combinare e chiudere questa trattativa sulla protezione civile sarebbe veramente un buon inizio per un nuovo era. E proprio per la bontà del progetto, che non va contro qualcuno, non vuole smantellare ministeri, ma vuole dare ruolo alle regioni e ai loro presidenti nel momento in cui ci sono le calamità naturali, nel coordinamento anche dei vigili del fuoco piuttosto che nell'intervenire l'ordinanza di deroga. Io penso che quando ci si vedranno messe nero su bianco queste nuove competenze per i presidenti di regione, sono convinto al 100% che anche i miei colleghi, magari quelli più scettici, diranno anch'io voglio queste competenze. I prossimi passi saranno tavoli tecnici nel giro di una settimana per definire, le osservazioni al progetto base e dopodiché ulteriore riunione con i massimi vertici dei ministeri e delle regioni per trovare l'accordo finale e quindi parlare del primo progetto che riguarda la protezione civile.